È mercoledì 22 maggio, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. Allora, stamattina ci occuperemo di Summer Training Week, un'iniziativa di Confindustria Catania, poi parleremo anche di Arancia Rossa IGP e di cultura con il libro d'esordio dell'attore Ninni Bruschetta. Questo e altro nel corso di Buongiorno Sicilia di oggi, ma intanto cominciamo subito con le notizie, con la cronaca. La Procura di Milano ha smantellato una rete criminale guidata dal presunto boss della mafia turca Baris Boyun, uno degli uomini più ricercati da Ankara. 18 le persone che sono state arrestate in Italia, Svizzera, Germania e Turchia. Il Blitz si inserisce in una vasta operazione che è stata condotta dalla polizia tra la Sicilia e la provincia di Viterbo. Particolari chiaramente nel corso della giornata nei nostri telegiornali. E adesso le stragi del 1993, nuovo avviso di garanzia e invito a comparire per l'ex generale dei Carabinieri Mori. L'alto ufficiale, oggi 85 anni, era stato assolto con formula piena al processo di Palermo. Si indaga adesso a Firenze per le stragi del 93. Veemente la reazione dello stesso Mori: contro di me solo accuse surreali. Un avviso di garanzia con invito a comparire nel giorno del suo 85esimo compleanno e un interrogatorio fissato il 23 maggio, anniversario della strage di Capaci. Dopo 22 anni di processo a Palermo, conclusosi con l'assoluzione piena e definitiva, il generale dei Carabinieri Mario Mori torna ad essere imputato, stavolta a Firenze, nell'ambito delle indagini sulle stragi del 93. La reazione del generale è veemente. È un'offesa alla memoria di Falcone la convocazione nel giorno del ricordo. Contro di me, invece, ci sono soltanto accuse surreali. Mori è indagato con accuse ancora più pesanti di quelle di Palermo. L'ipotesi è di strage, associazione mafiosa e associazione con finalità di terrorismo internazionale ed eversione dell'ordine democratico. A rendere noto il tutto è stato lo stesso generale. L'accusa lascia basiti, secondo quanto racconta. Pur non avendone l'obbligo giuridico, Mori non avrebbe messo in atto segnalazioni o indagini per evitare le stragi del 93, di cui, secondo i magistrati, aveva avuto anticipazioni. Dopo 22 anni di processi, Mori sbotta. Devo constatare che certi inquirenti continuano a proporre altri teoremi, non paghi di 5 pronunce assolutorie e nemmeno della recente sentenza della Suprema Corte che nell'aprile scorso ha sconfessato radicalmente le loro tesi, definendole interpretazioni storiografiche. E ora siamo alla bufera giudiziaria su Gianfranco Miccichè, il suo autista, per l'utilizzo ai fini privati dell'auto di servizio. Il presidente dell'Assemblea regionale Galvagno annuncia l'abolizione delle auto blu per gli ex presidenti. Finì l'America per tutti, commentava Maurizio Messina, l'autista di Gianfranco Miccichè, dopo l'attenzione della Guardia di Finanza all'auto blu utilizzata dall'ex presidente dell'ARS. Casa, chiesa e ufficio, non possiamo fare altro, sbottava. La preoccupazione emersa dalle conversazioni intercettate tradisce anzi per il GIP il tentativo maldestro di far apparire come corretto l'utilizzo personalistico della tua vettura di servizio. Nell'inchiesta sono finiti 33 viaggi dell'Audi per gli scopi più disparati: visite mediche, vino, sigarette, per portare al politico la cocaina o fargli recapitare la pasta al forno dal ristorante dell'amico Mario Ferro, arrestato in una precedente inchiesta, ma anche per portare il gatto dal veterinario, accusa quest'ultima contestata da Miccichè, che dice anche di non comprendere il divieto di dimora a Cefalù. Condotte che per i magistrati integrano il reato di peculato, proprio l'accusa che intercettato Miccichè spavaldamente minimizzava. Sul peculato ce la possono. Era stato lui stesso a scoprire e denunciare un anno fa la presenza nell'auto di una microspia e a chiederne conto e ragione. Voglio scoprire chi mi pedina. Adesso è facile immaginare che fossero proprio le forze dell'ordine. Miccichè risponde anche di truffe e false attestazioni per avere confermato le emissioni inesistenti del suo factotum Messina, che avrebbe intascato 10.000 euro non dovuti. Sulla nuova bufera giudiziaria interviene il presidente dell'ARS. Al prossimo Consiglio di Presidenza porterò la proposta di abolire l'utilizzo delle auto di servizio per gli ex presidenti dell'Assemblea regionale siciliana. Il provvedimento quindi per la prima volta si applicherebbe al sottoscritto. Una norma già eliminata nel 2012 e reintegrata nella scorsa legislatura.
Adesso siamo allo sport, al calcio in particolare. Un gol di Pietro Cianci ha regalato la vittoria della Speranza al Catania per i play-off di Serie C. Domato l'Avellino e sabato sera comunque la partita verità per quanto riguarda il superamento del turno. Basterà non perdere al Catania per volare in semifinale play-off. Primo round al Catania che sabato sera ad Avellino dovrà difendere questo gol di Pietro Cianci che regala vittoria e speranza. Ai rossazzurri serviva vincere e al Massimino è arrivata una vittoria pesante contro una delle protagoniste del campionato, capace di finire dietro soltanto alla Juve Stabia e di rifilare tra andata e ritorno 7 gol, proprio gli etnei. Zeoli se la gioca con Cicerelli, Quinto di sinistra e Teio contemporaneamente in campo dall'inizio. Coppia d'attacco di Carmine Cianci. Pazienza schiera la formazione annunciata affidandosi al capocannoniere Padierno insieme a Sgarbi. La partita si apre con un episodio importante. Sul lancio di Monaco Cancellotti strattona Di Carmine lanciato a rete. L'arbitro estrae il cartellino rosso, poi viene richiamato dal VAR e cambia decisione. Solo giallo per il difensore dell'Avellino scatenando l'ira del Massimino. Gara tatticamente bloccata che vive di fiammate. Gli irpini gestiscono il risultato ma i rossazzurri non demordono e poco prima della mezz'ora si rendono pericolosi 2 volte. In un'occasione Padierno veste i panni del difensore e salva sulla linea su colpo di testa di Monaco. La frazione si chiude con un tiro di Sgarbi che impegna Furlan. In avvio di ripresa Pazienza toglie l'ammonito Cancellotti, più volte a rischio secondo giallo, e inserisce Rigioni, mentre Zeoli sostituisce Cicerelli con Marsura. Poi Ingioy e Contec rilevano Zammarini e Teio. Gara sul filo dell'equilibrio, serve un episodio per spezzarlo. L'uomo del destino e della provvidenza è allora Pietro Cianci. L'attaccante riceve da Welbeck, controlla e lascia partire un sinistro che si insacca alle spalle di Ghidotti. Catania 1, Avellino 0 e Massimino in tribudio. Gli ospiti accusano il colpo e a parte qualche mischia non creano grossi pericoli dalle parti di Furlan. Nel finale è Castellini su punizione ad impensierire Ghidotti. Dopo 5 minuti di recupero Crezzini interrompe le ostilità e sancisce la fine. Vince il Catania che adesso avrà 2 risultati su 3 per volare in semifinale. Bene, adesso andiamo invece da Emanuela Corsi per i quotidiani. Immaginiamo chiaramente, soprattutto sul quotidiano La Sicilia di oggi, sarà ampio spazio per quanto riguarda il Catania, ma ci sono tante altre notizie chiaramente da seguire e da leggere insieme a te. E allora partiamo proprio dal Catania, Come Angelo, vuoi tu. quindi vediamo appunto sulla Sicilia questo Catania Avellino 1-0, leggiamo una rasoiata di Cianci, fa ballare il Massimino. Sabato si lotta in Irpinia, il cannoniere decisivo, ancora un gol del centravanti che è arrivato a gennaio dal Taranto, permette ai rossazzurri di sperare. Ora basta anche un pareggio per passare il turno. E poi per quanto riguarda le interviste, parola chiaramente al tecnico Zeoli, la consapevolezza cresce, c'è un gruppo veramente compatto, chi è entrato ha fatto subito benissimo, con tutti a disposizione avremmo fatto anche altro. Peralta a pochi minuti Sturaro è da monitorare. Cos'è cambiato in questo Catania, Angelo? Perché comunque insomma c'è forse più convinzione nell'affrontare i playoff. Allora, guarda, in realtà non è cambiato nulla, nel senso che questa squadra nelle gare secche importanti, nonostante un campionato fatto da bassissimo profilo, ha rischiato addirittura di essere risucchiato nella lotta, anzi è stato risucchiato nella lotta per non retrocedere in Serie D. Fino all'ultima giornata. Nelle partite importanti ha sempre risposto presente, cioè nelle partite da dentro fuori ha dato prova di essere una squadra che può lottare per certi traguardi. L'ha fatto in Coppa Italia, ha vinto la Coppa Italia e proprio per questo il Catania adesso gioca i play-off, lo sta facendo adesso in questa post-season. Evidentemente è una questione di stimoli, mettiamola così, una questione di... Appunto questo ti volevo chiedere, quanto incide comunque questa tifoseria così vicina alla squadra? Abbiamo visto insomma numeri al Massimino da Serie A. Stimoli che arrivano certamente dall'ambiente, ma stimoli che il gruppo di Zeoli secondo me in determinate partite trova all'interno. È vero, il Catania ha perso incredibilmente partite in campionato impensabili, ma in Coppa Italia ha fatto
praticamente un percorso quasi netto, se non qualche piccolo episodio, ma nelle 2 partite andata e ritorno ha sempre poi recuperato. Adesso ha intrapreso un nuovo cammino, lo sta facendo con gli spareggi. Adesso vedremo, la partita in Irpinia ad Avellino sarà complicata, non sarà facile, perché l'Avellino è testa di serie e quindi basterà anche vincere con lo stesso risultato, cioè per 1-0, per passare il turno. Quindi il Catania dovrà fare di tutto per non perdere questa partita. Cioè in questo momento il Catania non deve perdere la prossima. Appuntamento questa sera? L'appuntamento intanto per la partita chiaramente a sabato con diretta stadio, come sempre su Telecolor, una versione extra large di diretta stadio, 19:30, 23:30, grosso modo saranno 4 ore di diretta, ma già stasera c'è corner per parlare di quella che è stata la partita di ieri, ma ci proietteremo chiaramente al match di ritorno. Poi venerdì, visto che ne parliamo con la programmazione, c'è il preview con Marco Carli, sempre su Telecolor, che è la nostra rete che segue le vicende sportive, e poi torneremo la prossima settimana sempre con corner a lunedì. Insomma, c'è tanto da fare ancora. Da fare e di cui parlare. Allora andiamo alla nostra rassegna stampa. Prima pagina della Sicilia, appunto abbiamo visto Senti che Catania, la fotonotizia dedicata appunto alla partita di ieri sera, i rossazzurri che battono 1-0 l'Avellino in un Massimino incandescente, al ritorno in Campania per andare in semifinale, basta anche un pari. Le altre notizie: stragi del 93, indagato Mori, come abbiamo sentito, il generale vogliono farmi morire sotto processo, il governo attacca l'operato dei magistrati. Il caso Miccichè, inchiesta per peculato, Mulè assolve Miccichè, vittima di cretinocrazia. Forza Italia, Schifani parli chiaro. E per quanto riguarda invece gli italiani e il fisco, c'è questa sorpresa elettorale, così scrive la Sicilia, rispunta il redditometro. Il fisco vaglierà ogni spesa per casa, salute e bollette. Tra poco vedremo, soprattutto sulla rassegna stampa nazionale, come cambia il redditometro e perché ritorna. Ecco. Insomma, c'è uno sforamento del 20% consentito rispetto a quello che è poi la dichiarazione dei redditi. Poi vedremo un pochettino. Però vedremo anche che è una misura che divide anche le forze della maggioranza. Valditara a Palermo, 1 miliardo destinato alle scuole siciliane. Ancora vediamo altre notizie. Il caso a Randazzo, strappate le locandine di Libere Donne contro la mafia. E ancora caos per quanto riguarda la nomina del procuratore di Catania. Oggi l'accordo per portare 2 nomi in commissione, ieri sit-in davanti al tribunale. C'è una notizia che arriva dall'estero, questa violenta turbolenza che ha causato un atterraggio shock sul volo Londra-Singapore, c'è un morto e 40 passeggeri feriti. Ma intanto andiamo a vedere all'interno della Sicilia la pagina di Catania, perché ieri è stata una giornata di passione per chi si è messo in macchina o su qualsiasi mezzo e si è trovato a percorrere la circonvallazione appunto di Catania. Inferno, viabilità intollerabile. Ieri 4 incidenti nella zona nord hanno paralizzato il traffico, le ambulanze rimaste intrappolate. Indignazione manifestata da 2 presidenti di commissione, inviata una lettera al vice sindaco, i pendolari incolonnati per ore. Questa è una delle tante foto che oggi pubblica la Sicilia sul caos di ieri, ma ieri sulla circonvallazione è accaduto anche questo. Sono stati installati gli autovelox, soprattutto l'autovelox in prossimità della cittadella universitaria, dove ricordiamo a novembre scorso è morta una giovane studentessa mentre attraversava appunto le strisce pedonali. Quindi autovelox come deterrente, parla l'assessore Porto. Oltre alla cittadella sono previste altre 2 postazioni a Ognina e a Nesima. Andiamo a vedere l'approfondimento all'interno. Intanto una città in tilt, abbiamo detto, ambulanze e auto intrappolate. Ieri 4 incidenti nella zona nord hanno paralizzato il traffico, lunghe code in via Santa Sofia. Disagi per il pronto soccorso appunto del Policlinico. I pendolari hanno dovuto affrontare pesanti rallentamenti. Buceti della commissione urbanistica parla di situazione imbarazzante.
Cambiamo quotidiano, andiamo a vedere la Repubblica di Palermo e chiaramente l'apertura è dedicata all'ultimo scandalo che riguarda la politica, in questo caso l'ex presidente dell'ARS Miccichè, ma la politica senza fine. L'inchiesta, si allargano le indagini appunto nei confronti di Gianfranco Miccichè, oltre all'auto blu nel mirino c'è anche la campagna elettorale del 2022. E poi c'è un focus che fa oggi Repubblica Palermo a proposito di tutte le urgenze della Sicilia che però sono rimaste insomma in stand-by, si attende le elezioni. Tra queste la crisi dell'AST, il destino degli operai della Bluetech e poi gli organigrammi della sanità, tutte le emergenze della Sicilia sono state rimandate dopo il voto. Di spalla, trame nere e depistaggi, 5 filoni d'inchiesta sui mandanti occulti delle stragi, questo chiaramente alla vigilia della strage, dell'anniversario della strage di Capaci. Infatti i giorni di Falcone, vediamo appunto su la prima pagina, quando sarò grande voglio essere come te. A San Domenico ci sono i biglietti appunto per il giudice scomparso nella strage del 23 maggio del 92 e poi l'analisi contro il welfare di Cosa Nostra serve l'antimafia dei diritti. Andiamo all'interno, quindi vediamo intanto questa inchiesta, non solo le auto blu, l'auto blu, Miccichè è indagato anche per la campagna elettorale del 2022, le intercettazioni di un'altra indagine infatti hanno fatto sorgere il sospetto di soldi che sono stati consegnati all'esponente di Forza Italia nel settembre di quell'anno. E qui leggiamo il titolo: il caso Mala Politica senza fine, l'inchiesta per peculato nei confronti dell'ex presidente Ars precipita sulla latitanza pre-elezioni dei partiti. E poi dicevamo la regione che deve affrontare 1000 emergenze, ma come dire, che sono rimaste al palo in attesa delle prossime elezioni, non solo europee, ma ci sono anche tanti comuni certo che vanno al voto, quindi dall'asta Bluetech, emergenze rimandate al dopo voto. Leggiamo le prime righe di questo articolo: le 1000 emergenze della Sicilia possono attendere. Tra scandali, indagini giudiziarie e campagna elettorale, l'amministrazione regionale rimanda molti dei temi più scottanti a metà giugno, quindi a urne chiuse. Complice anche il rimpasto in giunta a cui il governatore Schifani potrebbe lavorare all'indomani del voto per il rinnovo del Parlamento di Strasburgo. Prima però bisognerà attendere i nuovi equilibri nella litigiosa maggioranza di centrodestra, nell'attesa anche l'interim dell'agricoltura, ricordiamo dopo le dimissioni di Luca Sammartino per interdizione dai pubblici uffici, che resta ancora nelle mani di Schifani. Appunto bisognerà anche nominare un nuovo assessore all'agricoltura, tra l'altro un comparto che in questo momento vive un momento di grave crisi e che necessita appunto di un'attenzione particolare. Quindi dicevamo posticipati a giugno, tra le altre cose, il destino di 700 dipendenti della partecipata dell'AST e le nomine nella sanità. Vediamo il giornale di Sicilia, la prima pagina velocemente: stragi di mafia, l'apertura, indagato Mori, l'ex generale del Rossa accusato dalla procura di Firenze di non aver impedito le bombe del 1993 in Toscana, Milano e Roma. È surreale, vogliono farmi morire sotto processo, queste sono le sue parole. Vediamo altre notizie: strade insanguinate a Campobello di Mazzara, Misilmeri e Riesi, morti 2 uomini, travolta una maestra. E poi a proposito di AST, ecco qui vediamo la fotonotizia nel taglio centrale dedicata proprio all'azienda partecipata della regione per quanto riguarda il trasporto pubblico. Sull'orlo del baratro, serve la ricapitalizzazione o rischia il fallimento. Vediamo anche l'ultimo quotidiano, la prima pagina della Gazzetta del Sud: droga a Messina, nuovi verbali. L'operazione Marketplace con cui nel 2021 la distrettuale antimafia e la polizia effettuarono un blitz a Giostra. Le dichiarazioni di Ferro e Bonanno sulla guerra per lo spaccio e sugli agguati. Grazie allora Emanuela, fra poco torneremo da te con le altre testate, quelle nazionali, per chiaramente approfondire quelli che sono i temi più importanti anche a livello internazionale. Restate con noi a Buongiorno Sicilia.
Bentornati a Buongiorno Sicilia, c'è un aggiornamento, truffa ai danni dell'Unione Europea, la Procura Europea, anche i carabinieri del reparto tutela agroalimentare di Messina hanno eseguito un sequestro da 441.000 euro. Nel mirino è il titolare di un'azienda agricola che avrebbe dichiarato una concessione sull'area della base militare dell'aeroporto di Sigonella. E ora torniamo ai quotidiani, stavolta quelli nazionali. Emanuela, vediamo quali sono i fatti più importanti di oggi. Beh, sicuramente c'è l'economia per gli italiani, il fisco soprattutto in primo piano, l'abbiamo visto anche prima vedendo la stampa regionale, cioè la notizia è questa: redditometro, torna il redditometro, alleati divisi. Siamo sulla prima pagina del Corriere della Sera, il vice ministro Leo difende questa scelta, dice non è un ritorno al passato, è stato reintrodotto questo strumento abolito nel 2018, lo introdusse Renzi, poi nel 2018 venne abolito e adesso viene ripescato, però Forza Italia e Lega sono contrari. Andiamo a vedere le altre. Di cosa si tratta? Magari lo vedremo fra un po'. Lo vediamo tra poco, anche quali sono le misure, soprattutto quali spese verranno vagliate e valutate. Ecco, ai sono fini spese sensibili fra le altre cose. Sì. Riguardano la salute, riguardano l'alimentare. Ma anche abbigliamento, scarpe, tutto. Intanto vediamo per quanto riguarda la guerra in Medio Oriente, Israele lancia un appello contro la Corte dell'Aia perché, ricordiamo, c'è una richiesta di arresto nei confronti di Netanyahu e quindi richiesta di arresto. Parigi però si sfila. Ancora altre notizie. Il sisma ai campi Flegrei a Napoli, aumentano gli evacuati dopo le scosse. Restiamo qui nel taglio centrale, la fotonotizia è dedicata a questo incidente aereo, cade per 6 secondi, terrore a bordo di questo aereo, la tratta era Londra-Singapore, un aereo della Singapore Airlines, tra l'altro si tratta di un Boeing 777, è precipitato per 300 metri, c'è un morto e diversi Quindi feriti. ha preso un vuoto d'aria per 300 sì, metri. a causa di una forte turbolenza. Poi vediamo altre notizie, intanto le stragi del 93, appunto indagato Mori, lui parla di persecuzione e ancora per quanto riguarda Milano Cortina i PM parlano di corruzione e gare truccate per i giochi invernali del 2026. C'è appunto questa inchiesta, perquisizioni infatti nella sede della Fondazione Milano Cortina, 3 gli indagati, tra cui l'ex AD Vincenzo Novari. I PM di Milano ipotizzano i reati di corruzione e turbativa d'asta per i servizi digitali. Questa era la prima pagina del Corriere, le principali notizie, ma intanto andiamo alla notizia madre di oggi, cioè il redditometro. Tasse, torna il redditometro, ma la maggioranza si divide. Gli alleati sono contro Fratelli d'Italia, la sospensione dei criteri dal 2018 e poi la Camera che incassa la fiducia per quanto riguarda il governo che incassa la fiducia alla Camera per quanto riguarda il super bonus. Ma andiamo a vedere appunto quali sono le spese nel mirino del redditometro. Abbigliamento e calzature, abitazione in proprietà, elettrodomestici e arredi, collaboratori domestici, medicinali e visite mediche, bollo auto che riguarda auto, moto, caravan, camper e minicar, le tasse scolastiche e le rette per asili nido e scuole, i soggiorni su studio all'estero, le attività sportive, circoli culturali e circoli ricreativi, anche i cavalli, e poi il barbiere, parrucchiere e gli istituti di bellezza, i centri benessere, argenteria, gioielleria, bigiotteria e orologi, borse, valigie e altri effetti personali, alberghi, pensioni e viaggi organizzati, pasti e consumazioni fuori casa, assegni periodici corrisposti al coniuge, anche questi verranno attenzionati, e poi il canone di locazione.
praticamente tutte le spese, diciamo, di qualsiasi... Ovviamente tutte le spese tracciabili, Chiaro, perché chiaramente... chiaro. E sulla base, spieghiamo, sulla base di quello che spendi io vado a capire quali sono i redditi reali che tu hai, perché è chiaro che se il tenore di vita... 10, ne spendo 100... c'è qualcosa che non va, quindi se il tenore di vita, diciamo, di un impiegato è un po' troppo superiore rispetto alle sue entrate, è chiaro che poi lì scatteranno gli accertamenti. Quindi dall'auto al Grand Hotel, al confronto con i dati Istat, quali saranno i questo controlli? dovrebbe riguardare non soltanto gli impiegati, ma dovrebbe riguardare, diciamo... Suppongo che si vada a cercare oltre l'impiegato, insomma, magari tutti quel sommerso, quel mondo sommerso che non viene chiaramente dichiarato. Spese in gioielleria, ristoranti e l'assegno al coniuge, dicevamo appunto, tra le spese che si andranno... un lavoro di incrocio non indifferente. Esatto. Allora, dicevamo, il redditometro nacque attraverso un decreto in Gazzetta Ufficiale a partire dal 2016, poi venne sospeso nel 2018. Adesso questa riattivazione incassa il no di Lega e Forza Italia, che si sono dette immediatamente contrarie al ritorno appunto dello strumento e dicono: chiederemo un chiarimento nel governo, peraltro governo di cui fanno parte, quindi c'è anche qui il Consiglio dei Ministri se ne discuterà. Esatto. E parla il vice ministro Leo, che difende però questa misura, che verrà reintrodotta secondo appunto le intenzioni. È un atto dovuto, il nuovo strumento andrà incontro ai contribuenti onesti, dice lui, e tra l'altro aggiunge: così si prende chi ha truffato sul 110%. Quindi questa norma potrebbe aiutare a scoprire chi eventualmente ha truffato, con sempre la storia del super bonus. Abrogarlo si può fare una norma di legge, non basta un decreto ministeriale, ma bisogna fare attenzione. Abbiamo un tax gap di 80-100 miliardi di euro l'anno. Queste appunto le parole del vice ministro intervistato proprio su questo. Andiamo a vedere un'altra notizia che è in primo piano, l'abbiamo visto sulla prima pagina del Corriere: il terremoto nei campi Flegrei, controlli su 780 abitazioni. Napoli, 46 le famiglie sgomberate, evacuato il carcere femminile, oggi vertice con la Premier Meloni, e qui vediamo appunto uno dei campi allestiti per accogliere gli sfollati. I piani di evacuazione non restino solo sulla carta, ci sono le parole del ministro Musumeci: niente panico, qui serve una convivenza vigile. E poi questo sciame sismico, ecco qui c'è una ricostruzione in questa cartina di quello che è accaduto, ma anche di quello che è accaduto in passato, perché non è la prima volta che quest'area comunque viene colpita da uno sciame sismico. Siamo appunto nei campi Flegrei, in Campania, tra Pozzuoli, Rione Terra, Solfatara e Agnano. E qui vediamo appunto anche il sisma di 4.4 che è avvenuto alle 20:10 circa. Una magnitudo importante. Sì. Andiamo a vedere un'altra notizia: l'inchiesta in Liguria, di cui ancora si parla naturalmente perché continuano ad emergere altri elementi. Toti e i 55.000 euro dal conto del comitato a quello personale. Il passaggio collegato dai PM ai soldi avuti da Spinelli. Domani l'interrogatorio del governatore ligure, e proprio a questo tema il Secolo XIX anche oggi dedica l'apertura: soldi sospetti nei conti di Toti, diga un ritardo di 228 giorni. Domani l'interrogatorio del presidente in procura. Intanto emerge la reale situazione del cantiere per la grande opera in porto, la diga foranea appunto. La finanza: 55.000 euro versati da Spinelli al comitato, come abbiamo visto sono finiti sul deposito personale appunto di Però Toti. sulla stessa pagina che stiamo vedendo nel Secolo XIX, a proposito del redditometro, la Meloni spiazzata è già pronta alla retromarcia. La retromarcia, dice appunto il Secolo XIX, il ritorno del redditometro
pare che abbia preso in contropiede anche la Meloni. Tajani e Salvini appunto all'attacco, già programmata questa Allora, retromarcia. quindi è soltanto una decisione del viceministro a questo punto, che non ha detto niente al suo premier? Bah, vedremo. Sono dinamiche strane. Poi noi non siamo ovviamente al governo, ma dico, si presuppone che un viceministro non faccia una fuga in avanti così senza che nessuno ne sappia nulla, però è anche probabile, tutto è possibile. Insomma, vedremo intanto che cosa poteva sarà? essere anche magari un modo per sondare, per capire più o meno la reazione. se era una manovra, una misura che poteva essere accolta favorevolmente. A quanto pare no. Repubblica, vediamo fondi neri sul conto di Toti. Dalle carte della procura emerge che 3 bonifici di Spinelli furono spostati dal presidente su un suo deposito. Domani ci sarà l'interrogatorio, risponderà su tutto, dice il suo avvocato, chiederà la revoca dei domiciliari e deciderà sulle dimissioni. E poi le Olimpiadi Milano-Cortina, come abbiamo visto, un'inchiesta per corruzione e turbativa d'asta. In alto, nel taglio alto invece, questa unione tra le destre europee che si spacca, sovranisti spaccati, Le Pen mai più con AfD, Alternative for Deutschland, sarebbe appunto il partito di estrema destra tedesco. Andiamo a vedere all'interno di Repubblica, ecco qui in primo piano la Tangentopoli Ligure, tutte le mie spese tracciate, dice Toti, domani la verità appunto del governatore ai PM, la procura dà una svolta all'inchiesta sulle tangenti in Liguria, anticipa l'interrogatorio. Il legale risponderà su tutto subito dopo la richiesta di revoca dei domiciliari e la decisione delle dimissioni, si confronterà con i suoi alleati. E poi questi 3 bonifici per 55.000 euro, questa è l'ultima novità, così il governatore spostò i soldi di Spinelli sul suo conto. L'IBAN era usato abitualmente per i movimenti elettorali, ma gli inquirenti vogliono capire come e da chi quei fondi siano stati gestiti. Abbiamo forse un minuto ancora. E allora vediamo velocemente qualche altra prima pagina. La Stampa, anche qui in apertura il redditometro che spacca il governo. Ancora vediamo La Nazione, ecco qui governo, tensioni sul redditometro, e poi vediamo anche la fotonotizia invece dedicata al sisma nei campi Flegrei, senza tregua. Vediamo gli sfollati in questa fotografia. Il Sole 24 Ore, redditometro, ecco le nuove regole. Sotto esame il divario tra redditi accertati e dichiarati, obiettivo grandi evasori appunto, come dicevamo prima. Il Giornale, nuovo redditometro, cambiano i controlli. Nel mirino chi spende il 20% in più del dichiarato, contribuenti più garantiti, tensioni nella maggioranza. Vediamo ancora 2 prime pagine, e allora il Fatto Quotidiano. Invece questa fotonotizia è dedicata a Mori, stragi, indagato Mori, governo a gamba tesa, Mantovano con lui, Crosetto contro i PM, e sempre a Mori viene dedicata l'apertura dell'Unità. L'obiettivo è abbattere Mori, è colpevole di aver ferito Cosa Nostra, e il Riformista invece scrive: indagato a morte il generale Mori, di nuovo sotto inchiesta, questa volta per strage, associazione mafiosa e altre follie da PM. Bene, grazie Emanuela, torneremo ai quotidiani fra non molto. Per noi c'è un'altra sosta e poi il primo dei nostri ospiti. Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Mercoledì si mantiene attiva un po' di variabilità al centro-nord, con occasione per acquazzoni temporali che dai rilievi si estenderanno anche alla pianura padana e alle coste del medio-alto versante adriatico. Sarà invece più asciutto soleggiato al sud e in Sicilia, con una giornata caratterizzata da cieli sereni e poco nuvolosi, qualche addensamento su zone interne al pomeriggio, ma senza particolari conseguenze. Temperature gradevoli, tipiche del mese di maggio, con valori massimi compresi tra 24 e 28 gradi su gran parte delle nostre città. Anche la giornata di giovedì sarà caratterizzata da sole su tutta la Sicilia, quindi cieli sereni e poco nuvolosi, ventilazione generalmente di debole intensità e mare poco mosso o quasi calmo. Temperature si mantengono stazionarie su valori tipici del mese di maggio e generalmente compresi tra 24 e 29 gradi su tutte le località. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
Eccoci, tornati in studio, il primo dei nostri ospiti di questa mattina, Gerardo Diana, buongiorno. Buongiorno. Riconfermato presidente del consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP, che è praticamente una delle, possiamo dire, eccellenze certamente della nostra terra. Come sta l'arancia rossa, considerato che viviamo la siccità, andiamo verso un'estate che potrebbe anche essere calda, secondo gli esperti? Parliamo prima dell'arancia e poi parliamo dei programmi che ci sono per rilanciarla ancora se possibile di più. L'arancia rossa di Sicilia IGP per fortuna sta bene, in questo momento sta crescendo, è ancora un frutticino. Abbiamo però finito la stagione agrumicola, che è stata in 2 fasi. Una prima fase fino a febbraio positiva, il mercato era recettivo, c'erano le nuove varietà che facevano da padrone sul mercato, tanto interesse. Purtroppo le piante più vecchie e la produzione quindi da febbraio in poi era molto piccola, perché l'anno scorso abbiamo avuto degli effetti climatici incredibili, una siccità fortissima, poi a giugno, quindi subito dopo la fioritura, 15 giorni di pioggia che non si erano mai visti in 20 anni in cui opero in Sicilia. Questo ha fatto sì che tutto il fiore è diventato frutto e quindi le piante avevano una stracarica di frutto, purtroppo poi il resto dell'anno non ha più piovuto. E quindi le piante che pure avevano 150 kg di arancia erano 150 kg di merce molto piccola. Il consumatore ancora ad oggi compra più con gli occhi che con la bocca e quindi si è un po' ingolfato il mercato, ma insomma siamo riusciti a rimanere a galla, vivi e a continuare a crescere, però tanta parte del prodotto è andato per la trasformazione e quindi ad un prezzo minore. Dottore Diana, lei ha lavorato già, ha avuto un triennio piuttosto impegnativo per tracciare un percorso che va adesso proseguito su alcune direttive rispetto a quello che è chiaramente l'arancia rossa. I temi che avete sul tavolo sono diversi, il primo è quello del lavoro, poi ci sono anche altri argomenti come l'attuazione del disciplinare di produzione, adesso ci spiegherà di che cosa si tratta, e la promozione del prodotto, qui ci arriviamo. Il lavoro, che cosa significa lavoro? Lavoro significa che mentre alcune fazioni politiche ci dicono che non abbiamo bisogno di migrazione, nell'agricoltura abbiamo bisogno invece di gente formata che ci possa aiutare a raccogliere il Made in Italy, perché purtroppo c'è stata un'evoluzione, o giustamente c'è stata un'evoluzione, quindi il lavoro agricolo, quello di raccolta, che è più faticoso, non è molto appetibile dai nostri giovani. E quindi servono, diciamo, i braccianti? Servono dei braccianti però specializzati. Allora non possiamo più far sì che queste persone si imbarchino in delle barche di fortuna, affondino, abbiano dei problemi terribili. Siamo nel 2024, è inaccettabile. I nostri amici delle Clementine Corse, quindi Comunità Europea perché la Corsica è Francia, hanno studiato un sistema approvato e sottoscritto dal governo francese in cui i vari datori di lavori organizzano e affittano degli aerei, vanno a prendere questo personale che poi formano, pagano correttamente, gli danno da dormire. Finita la campagna, se questi vogliono tornare nel loro paese, ritornano sempre con aereo, non in maniera sotto ai camion, eccetera, eccetera, e il prossimo anno ritornano con le aziende. Questo è un sistema sano. È un modello che si può attuare. È Comunità Europea, se Comunità Europea è quella, Comunità Europea siamo noi, questa legge deve valere, perché ben vengano tutte le varie aperture che ci sono state negli ultimi anni per avere più manodopera e così, però bisogna anche pensare che c'è bisogno di manodopera qualificata e che venga trattata con tutti i crismi che la manodopera deve avere, perché senza collaboratori efficienti non esiste impresa.
L'altro tema che andrete a sviluppare da qui a breve è l'attuazione della disciplina di produzione. Il disciplinare praticamente sono le regole di ingaggio, la Bibbia che un produttore IGP, quindi certificato, deve seguire, quindi il risparmio idrico, il rispetto delle persone, dell'ambiente. Lei pensi che più o meno il 99,9% di aderenti al consorzio dell'Arancia Rossa IGP nelle proprie aziende ha una serie infinita di alveari. Gli alveari rappresentano le api, proprio 2 giorni fa era la giornata mondiale delle api, il massimo dell'ambiente, e ho visto. Quindi lei pensi avere, per esempio nella nostra azienda, nel piano della fioritura abbiamo più di 600 alveari. Pensi cosa significa per l'ambiente? Significa avere un'azienda che è sana, significa dare un valore vero e visibile che gli agrumeti sono verdi tutto l'anno, fotosintetizzano tutto l'anno, sequestrano carbonio, tutto quello che la Comunità Europea ci dice che l'agricoltura deve fare, noi già lo facciamo da generazioni in silenzio e forse non ce ne accorgiamo nemmeno noi di quanto stiamo facendo per l'amore del nostro mestiere, dell'ambiente. Io veramente vedo tanti agricoltori, c'è quel detto che dicono la terra non è nostra ma la stiamo tenendo in prestito dai nostri figli. Ecco, i nostri associati veramente, quando io vado nelle loro aziende, vedo questo. E la promozione del prodotto, quello che stiamo facendo anche stamattina, Sì. perché parliamo di arancia rossa, Sì. che poi ha delle qualità importantissime e anche salutari, no? Intanto la promozione. La promozione è fondamentale. Ormai se tu non promuovi quello che fai è come se non esistessi. Abbiamo degli studi che ci dicono che purtroppo chi consuma le arance oggigiorno ha più di 53 anni, quindi alla mia età. Noi dobbiamo riguadagnare i giovani. L'arancio è un prodotto, soprattutto quello rosso, che grazie agli antociani fa bene, perché gli antociani sono nella dieta alleati contro la prevenzione di malattie come i tumori. Gli antociani sono buoni per la lotta alla depressione, che è la nuova malattia di questo secolo. Abbiamo fatto delle cose bellissime con una nostra atleta catanese che corre in varie maratone di 41 e passa chilometri col nostro pettorale, e lei per fortuna è guarita da un tumore al seno. Ecco, quindi questa è l'agromicoltura che noi vogliamo, che fa capire quanto questo prodotto sia unico al mondo. L'avessero avuto gli americani, credo che non basterebbe tutta la produzione che abbiamo. Noi ancora siamo molto... dobbiamo fare molto di più, e questa è una sfida bella e importante. A proposito di sfide, abbiamo parlato del prodotto, abbiamo cercato di mettere in evidenza quelle che sono le qualità del prodotto, ma c'è anche la qualità del vostro impegno, perché per la prima volta il Consorzio Arancia Rossa di Sicilia, IGP, Presidente e Consiglio di amministrazione sono stati riconfermati nella sua totalità. Questo cosa significa? Significa che evidentemente è stato apprezzato, è stato un lavoro di squadra. Il lavoro di squadra è fondamentale. Uno dei problemi che abbiamo noi in Sicilia è quello, Sciascia diceva, in Sicilia ogni uomo è un'isola. Credo che sia stato bello che gli associati abbiano in qualche modo percepito la voglia di essere presenti nell'affrontare i problemi. La risoluzione purtroppo non dipende sempre da noi, però a volte ho visto che in tanti enti e così è più facile fare tipo gli struzzi, mettere la testa sotto la sabbia e fingere che il problema non c'è, perché poi uno sa che il 99 dei problemi portano preoccupazioni, portano inimicizia, portano tante notti insonni, eccetera. Invece io credo che quello che ha fatto il mio consiglio è sempre stato quello di mettere la faccia su ogni problema e cercare una risoluzione. Dottore Diana, prima di salutarci questa mattina, abbiamo parlato dello stato di salute dell'arancia rossa. Possiamo immaginare quello che sarà la stagione? Cioè, che tipo di produzione ci si aspetta? La stagione, le do un'anteprima. Il 4 di giugno chiuderemo la campagna dell'arancia rossa andando a piedi alla Grotta del Gelo, che è sotto l'Etna, è il ghiacciaio più a sud Europa, perché dobbiamo rendere tangibile il cambiamento climatico. Abbiamo avuto settimana scorsa delle parole dette male dal Ministro che ci hanno profondamente allarmato. Il Ministro quindi verrà presto in Sicilia per chiudere questa inutile polemica.
Sarà un'annata sicuramente in cui la siccità sarà un avversario molto importante e siamo già pronti per cercare di salvaguardare le piante. Quest'anno il nostro vero obiettivo sarà salvaguardare le piante, la produzione. In questo momento ci vogliono aiuti immediati, poi dopo penseremo al resto, ma non possiamo farci confondere da dire tra 3 anni faremo una diga. 3 anni è un tempo che noi non abbiamo. Dobbiamo avere degli aiuti economici, le bollette elettriche, volgarmente dette, devono avere una contribuzione come è stato per il Covid. Dobbiamo avere un'iniezione di liquidità nel settore per consentirci di poter irrigare tutta l'estate dai nostri pozzi e dai nostri laghi, e poi dobbiamo muoverci, ma ci vuole soprattutto voglia di affrontare i problemi. E allora noi siamo qui, magari ci incontreremo più avanti, torneremo a parlare di se sono arrivati, cercheremo di capire se arriveranno questi aiuti, se il sostegno è stato sufficiente e se la produzione, speriamo, noi ce l'auguriamo, sia stata quella che tutti si auspicano e sia stata sufficientemente, come dire, abbondante, no? Per poter poi diffondere l'arancia rossa non solo con le cassette ma anche con i derivati, no? Con tutti i prodotti che vengono fuori e magari garantire a tutti i produttori che si impegnano nel quotidiano il giusto ristoro. Abbiamo più di 234 prodotti che utilizzano le arance, dagli amari alle marmellate alle creme eccetera eccetera, quindi è una bella sfida. Buon lavoro allora al dottore Gerardo Viana, che è il presidente del Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP. Buona giornata, ci fermiamo, fra poco ancora un altro ospite a Buongiorno Sicilia. Eccoci di nuovo a Buongiorno Sicilia e in studio adesso ci ha raggiunti Monica Luca. Buongiorno. Buongiorno Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile di Confindustria Catania. Con lei stamattina parliamo di un'iniziativa che si chiama Summer Training Week. Termine in inglese per dire che c'è una settimana, diciamo, di apprendistato, fra virgolette, così, in azienda. La domanda che prima le facevo fuori diretta, sì. Ma i giovani in estate sono interessati a questo tipo di iniziativa? Poi ci spiega in che cosa consiste l'iniziativa anche, no? Benissimo, grazie intanto di aver appunto creato questa opportunità anche di spiegare meglio che cos'è questo progetto che è nato, come le dicevo, in seno alla Confindustria Catania Imprenditoria Femminile. È nato da una riflessione. Purtroppo assistiamo da troppi anni, perché ormai il trend è abbastanza lungo, ad una quasi migrazione forzata dei nostri giovani che lasciano la nostra Sicilia, nello specifico la nostra provincia, per magari cavalcare percorsi formativi in altre città e investire in qualche modo anche la loro futura formazione, il loro bagaglio formativo in aziende fuori dal nostro contesto. Le imprese siciliane si sono interrogate su questo e hanno fatto proprio una riflessione in merito. Ma forse non abbiamo creato quella giusta conoscenza, quel giusto match fra i bisogni del territorio e la formazione che andiamo a fare negli istituti, nelle scuole. Bene, da lì quindi è nata la nostra riflessione. Ma probabilmente, chiedo scusa se la sì. interrompo, è proprio quello che manca nel nostro paese in genere, c'è questa... c'è una sorta di distacco tra la scuola e il mondo del lavoro. Purtroppo sì. Purtroppo sì, e la colpa è di entrambe le parti, nessuno è esente, cioè c'è una poca magari attenzione della scuola al vero bisogno formativo, diciamo formativo aziendale delle imprese del territorio, e una disattenzione di noi imprenditori al dare magari quegli input, quelle attenzioni al mondo della formazione e della scuola. Ed ecco perché d'estate abbiamo creato un modello formativo che in qualche modo impegna i ragazzi durante le vacanze. Non vogliamo quindi impattare su quello che è il loro percorso scolastico regolare, ma li andiamo a coinvolgere nel periodo estivo. Un po' come d'altronde quando eravamo ragazzi, o comunque anche i nostri figlioli, non fanno le vacanze studio all'estero d'estate o gli stage sportivi in estate. Quindi alla fine noi facciamo un'esperienza formativa in azienda, una vacanza nelle imprese e nel tessuto imprenditoriale. Mi viene in
ovviamente, ma è una sorta di rivisitazione di quello che poteva essere il progetto scuola-lavoro che era stato inserito qualche tempo fa, credo dal governo Renzi, se non ricordo male, però non ha avuto forse gli effetti sperati. No, qui ha ragione. È più dedicato al territorio, è più radicato. È più radicato nel territorio, e poi dietro, mi permetta di dire, c'è uno studio, cioè i ragazzi non vengono lasciati allo sbaraglio o tantomeno a guardare quello che i professionisti, i manager in azienda fanno. Viene fatto proprio, è stato fatto da noi proprio una sorta di percorso formativo, quindi hanno la possibilità di entrare in aziende locali con anche asset internazionali, pensiamo alla Parmalat, pensiamo alla ST, pensiamo alla Air Liquide, che sono dei colossi del nostro territorio. Ecco che lì loro hanno l'opportunità di sperimentare i vari comparti, nessuno escluso, dal marketing alla logistica piuttosto che al controllo di gestione, e anche la parte magari legale e di certificazione qualità, con un percorso molto mirato. Imparano un modello, osservano ma anche fanno, quindi vengono indirizzato coinvolti. a quali studenti e a quali istituti? Allora, nessuno è escluso. Noi abbiamo coinvolto diverse realtà del nostro territorio, dagli istituti classici, scientifici, abbiamo l'Istituto Salesiani Cibali di Catania, abbiamo il Cutelli, abbiamo il Galileo Galilei e anche il Ferraris, che come sappiamo è un istituto tecnico, quindi nessuno è escluso, anzi tutti sono i benvenuti a partecipare. I ragazzi a che età possono già... 17. 16-17 anni, abbiamo solo esclusi i ragazzi del quinto perché il quinto è impegnato nella maturità e quindi poi non volevamo distoglierlo, diciamo, degli impegni di studio. È una settimana full immersion, come funziona? È una settimana full immersion dopo un match fra i bisogni espressi dal ragazzo attraverso una survey, cioè una serie di domande che tirano fuori un po' i loro desiderata, e quello che invece noi possiamo offrire con le nostre aziende. Quindi eccoci che andiamo a creare motivazione da parte del ragazzo, sperimentazione, e magari, le dico, a volte rompiamo anche un po' gli schemi, no? Perché magari ci sono dei ragazzi che vogliono fare i medici, entrano in azienda, cambiano completamente indirizzo perché si innamorano della parte magari meramente tecnica, distributiva o di progettazione di un'impresa. Beh, in effetti tante volte il lavoro dei sogni così si sceglie senza un fondamento, cioè nel senso che cosa vuoi fare da grande, l'avvocato, il medico, ma in realtà poi non si ha un vero riscontro, cioè non si sa a che cosa si va incontro. Infatti noi abbiamo cambiato la domanda, non è cosa vuoi fare da grande, ma chi vuoi essere da grande. Ecco. Quindi cosa vuoi essere, perché se tu vuoi fare diventi semplicemente, diciamo, una figura che va a colmare un bisogno lavorativo. In realtà devi dare espressione di te, non devi perdere la tua parte motivazionale, emotiva, e quindi ecco che a volte anche andando un po' lontano dai desiderata della famiglia magari si scelgono strade diverse, ed è colpa nostra. Allora, le scuole e industriali chiaramente, sì. Quindi praticamente c'è questo incontro. Come si arriva? C'è un percorso per cui voi durante l'anno andate a scuola? Presentiamo il progetto, ci mettiamo in contatto ovviamente con i presidi di riferimento, con le professoresse più, come dire, indicate per poter identificare questi ragazzi. Naturalmente abbiamo anche dei criteri di merito perché vogliamo che siano anche un premio avere questa opportunità, e quindi guardiamo anche un pochino al voto di condotta soprattutto, e se è possibile magari una buona media ma non eccellente. Insomma, avete già sperimentato, il progetto è al terzo anno. Cosa ci può dire rispetto all'esperienza degli anni passati e quello che vi aspettate da questa nuova esperienza dall'estate 2024? Allora, quello che le posso dire è quello che proprio ieri in conferenza di presentazione del progetto hanno detto due delle testimonianze dei ragazzi della passata edizione, i quali oltre a ringraziarci ci hanno detto che hanno vissuto una delle esperienze più belle della loro vita, perché hanno toccato con mano la quotidianità del lavoro, hanno capito
quanto anche il nostro territorio può offrire, non immaginavano dietro un'etichetta, no? Parmalat, latte sole, piuttosto che Seabeck, Coca-Cola, per dire, che ci fosse un mondo con tutte le sue sfaccettature, con tutte le sue peculiarità, che sono fatte da persone. Quindi vivere l'azienda a contatto con le persone. Questo Prego. è uno step, questo è un progetto che riguarda i ragazzi diciamo prima dell'ingresso all'università. Sì. È possibile secondo lei riproporre questo tipo di modello anche con, so che l'università si è già attivata in questo senso, ma un modello di questo tipo, cioè coinvolgere in maniera diretta nelle aziende, così come già comunque abbiamo avuto il rettore dell'Università di Catania ci ha spiegato, c'è questa interazione, ma questa full immersion più intensa con il mondo universitario è possibile proporla? Quella, le devo dire la verità, già è in atto da diverso tempo. Abbiamo dei protocolli d'intesa sottoscritti con i maggiori atenei catanesi e talvolta capita proprio anche di ricevere, ovvio come aziende, in ospitalità, con questi tirocini formativi ovviamente curriculari, talvolta anche extracurriculari, perché poi ci curiamo di questi ragazzi anche dopo il percorso universitario. Però le devo dire che è un po' diverso in quel caso, perché lì ci aspettiamo anzi che il ragazzo arrivi, non dico preparato, ma sicuramente con una buona base sulla quale costruire e poter garantire anche a questi ragazzi di restare poi in azienda, perché l'interesse dell'impresa è mantenerli. Allora, mi pare che forse si sta cambiando strada per offrire ai giovani l'accesso al lavoro, al mondo del lavoro, in maniera più corretta possibile, ricevendo magari indicazioni precise e facendo magari fare delle riflessioni su quello che veramente si vuole fare da grandi. Grazie allora alla dottoressa Monica Luca, che è il presidente del Comitato Imprenditoria Femminile di Confindustria Catania, una bellissima iniziativa, in bocca al lupo per quest'anno, per questa nuova edizione, per questa nuova edizione. E ci prepariamo per la prossima. E certo. Ci fermiamo ancora, fra poco ancora un altro ospite a Buongiorno Sicilia. Torniamo di nuovo con Buongiorno Sicilia e stamattina con noi c'è Ninni Bruschetta. Buongiorno. Buongiorno. Un piacere averti nel nostro studio, però ti vediamo stamattina e ti incontriamo non come attore, ne parleremo se vuoi certamente, ma anche come scrittore. La domanda che a questo punto viene, dice, ma da dove nasce e come nasce questa passione per la scrittura? Ti ha aiutato il fatto di aver fatto tantissimo, cinema, televisione, di tutto e di più, questa riflessione? No, non credo, perché in realtà io ho pubblicato anche altri libri prima di questo è il primo romanzo. In questo senso dicevo io. Però ho sempre scritto, ho scritto anche sceneggiature quando ero molto più giovane, anche di film realizzati, perché in Italia non è facile scrivere una sceneggiatura e poi viene realizzata, ma ho cominciato a scrivere da quando avevo 15-16 anni. Non da grafomane, ma scrivere cose anche strutturate. Mi ricordo quando avevo 15 anni scrissi, secondo me, un libro di filosofia che si chiamava La contingenza assoluta, era scritto a mano in un quadernetto nero ed era tutto il quaderno e ce l'ho ancora. Il titolo del libro che adesso vediamo è La scuola del silenzio, che è edito da HarperCollins Italia. È un titolo che è una sorta di metafora rispetto a quello che c'è proprio nel contenuto, perché racconti per quello che ho potuto avere io a disposizione, è uno spaccato, una fotografia della Sicilia che resiste ancora. Poi magari cerchiamo di non spoilerare tantissimo il libro. Beh sì, diciamo più che della Sicilia che resiste, dei siciliani che resistono e che purtroppo resistono anche andandosene e poi resistono tornando. E sono due storie che si intrecciano con una struttura narrativa tipica anche delle nuove serie televisive, se vogliamo.
perché è la storia di un attore che ritorna nella sua terra, che non viene detto dove, in un luogo imprecisato sulla costa della Sicilia orientale, e ritorna con il grande entusiasmo di dirigere un teatro. E casualmente, mentre arriva in questa città dove non ha più parenti e gli è rimasto solo qualche amico, quindi sta in albergo, passa davanti a un istituto per sordomuti che dà il titolo proprio al romanzo, e si ricorda perché se n'è andato. Quindi da quel momento parte un capitolo sì e un capitolo no, partono due storie che sono differenziate di 30 anni, ma il protagonista è lo stesso. Sempre lo stesso. E la scuola del silenzio ovviamente è quella siciliana che occulta i mali e lascia vedere soltanto i beni che ci sono nella nostra terra. C'è qualcosa di autobiografico in questo romanzo? Beh, io penso che tutti i romanzi siano autobiografici. Abbiamo un segnale di ritorno allo studio, per piacere, se potete l'intercom chiuderlo. E tutte le storie, cioè non tutte ovviamente, la maggior parte delle storie di fantasia nascono ovviamente dalla vita di chi le scrive, ma quello che rimane qua di autobiografico è lo spazio-tempo. Il teatro e l'istituto per sordomuti sono due cose che io ho vissuto personalmente e che poi chiaramente ho costruito in modo fantasioso, attingendo anche da quella straordinaria fucina di idee che è la provincia, perché poi questo è un libro che racconta la provincia. Io sono sempre stato convinto che per sprovincializzarsi bisogna raccontare la provincia, non chiamare la gente da fuori o andarsene. Però c'è anche questo messaggio, c'è la voglia di non arrendersi, la voglia di, anche se sbatti contro un muro, di andare avanti, di volere portare a compimento quello che è un proprio obiettivo, e questo è importante, cioè la caparbietà. Questo è molto autobiografico, perché è quello che ho fatto io tutta però, la vita. Secondo me è un concetto poco siciliano, sarà autobiografico. Probabilmente è poco siciliano, però se vogliamo è anche molto siciliano, perché le eccellenze di cui noi siamo, io ricordo sempre quando parlo che, a parte Dario Fo, gli ultimi premi Nobel della letteratura vengono dalla Sicilia. Noi abbiamo questo vizio appunto di vedere fuori come se ci il meglio, e dentro, cioè invece dentro questo paradiso ci sono anche tutta una serie di eccellenze in ogni campo, e tante volte noi facciamo invece delle deviazioni verso un'esterofilia che ci impoverisce. Ma quanto è stato importante, adesso andiamo sul personale, la sicilianità che è in te poi per raggiungere determinati obiettivi? Ma quello è stato, diciamo che io ne ho fatto anche un marketing, perché, ma non certo per le cose di grande successo, che poi sono stata una conseguenza, ma per come ho iniziato a lavorare. Io avevo una grande paura di andare a Roma senza avere, perché a quei tempi bisognava, non è che te ne andavi dalla Sicilia perché non ne potevi più, te ne andavi perché volevi fare l'attore o il regista, perché non si poteva. Oggi si può farlo anche in Sicilia, come lo si può fare anche a Torino, a Trieste, eccetera, cioè è cambiato il mercato. Però io, prima di andare a Roma, quindi fino a 28 anni, ho fondato una compagnia teatrale a Messina con cui abbiamo cominciato a girare già giovanissimi. Ricordo andammo al Festival di Sant'Arcangelo che io non avevo neanche 25 anni, e nello stesso tempo abbiamo dato vita al primo cinema indipendente sotto Roma. Cioè noi abbiamo prodotto 3 film indipendenti a Messina negli anni '80, quando si lavorava ancora in pellicola, era quasi impossibile fare un film fuori da Roma. Questa cosa qui, come dicevo prima, è la sprovincializzazione. Noi con La gentilezza del tocco, il primo film che producemmo, che fu diretto da Francesco Calogero, lo girammo tutto il mondo. Cioè siamo andati da Hong Kong a San Francisco, facendo proprio il giro così, vincendo festival in Portogallo, il Sacher d'Oro a Roma, quello che veniva consegnato da Nanni Moretti, il premio per il miglior film indipendente dell'anno a Bellaria quando c'era Enrico Ghezzi, e eravamo dei ragazzini. Quella cosa lì era una potenza, perché era Sicilia, Sicilia, Sicilia. Tra l'altro
Curiosamente La gentilezza del tocco non raccontava una storia di mafia, ma raccontava la storia di un errore in un giornale. Prima di salutarci, ci proiettiamo anche al di fuori del libro. Cosa stai preparando? Cosa stai... Sto per venire a Catania a fare Sciascia allo Stabile e faccio La morte di Stalin, che è un racconto di Leonardo Sciascia che racconta di Calogero Schirò, che è un paesano stalinista che a un certo punto si accorge delle malefatte di Stalin e va in paranoia totale. Bene, allora grazie per essere stato Grazie stamattina con noi e per presentarci la sua scuola del silenzio. Vediamo ancora Ninni Bruschetta, libro edito da HarperCollins Italia. Buona lettura a chi chiaramente vorrà, ci saranno tante riflessioni da fare insieme con questo libro. Buona giornata ancora Ninni Bruschetta. A voi, noi grazie. Adesso vediamo le pillole dell'almanacco di oggi e poi consulteremo, come facciamo ogni giorno, le stelle con Marco Amato. Restate insieme a noi. Avete mai provato a tenere le spezie lontano dalla luce del sole? In realtà le spezie possono perdere sapore e aroma se esposte alla luce diretta del sole per troppo tempo. Per preservare al meglio il gusto delle spezie, conservatele in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta. Inoltre, se possibile, utilizzate spezie fresche invece di quelle secche per un sapore ancora più intenso. Oggi esploreremo l'origine del modo di dire "Cat got your tongue" o in italiano "il gatto ti ha preso la lingua". È un'espressione che usiamo spesso in entrambe le lingue quando qualcuno resta in silenzio. C'è chi sostiene che l'origine risalga al 500 a.C., quando le lingue dei soldati sconfitti o dei ladri venivano tagliate e date in pasto ai gatti. Bene, torniamo insieme per collegarci con Marco Amato. Buongiorno, il suo caffè con un leone, che cosa vedo? Fiori, un fiori. fiore, vedo un fiore, no, non vedo... Fiori? Sono dei fiori, no, perché guardavo nell'altro monitor dove la definizione non era eccezionale, adesso vedo che sono dei fiori. Benissimo, grazie. Il fatto che tu abbia visto un leone è inquietante comunque. No, guarda, se tu non hai alle tue spalle, se tu ti giri... È che secondo me Gagliano sta studiando anche le stelle, vuole fare concorrenza e quindi sa che oggi è un giorno fortunato per il leone. Non ci arrivo, a questo non ci arrivo. Partiamo dal leone, Marco, dai. Partiamo dal leone, dai. Assolutamente sì, un leone oggi che compie un'evoluzione molto particolare, perché il Sole è in trigono a Plutone, mentre la Luna fa i dispetti e tenta di nascondere qualcosa, il Sole del leone invece vuole illuminare i misteri e tirare fuori anche alcune cose non dette. Il leone oggi avrà la capacità di mettere tutti con le spalle al muro, quindi quando parlerà oggi un leone non avrete la possibilità di mentire. Quindi quando parlerà forza, oggi la leone. nostra Emanuela noi dovremo stare attenti. Il religioso silenzio. Assolutamente il religioso e rispettoso silenzio. Allora, oltre che di un leone vi narro oggi di un gemelli che proprio perché il Sole, appunto, quello leonino, è entrato nei suoi gradi, quindi vive gemelli, vive i segni d'aria e sta per entrare anche Giove, quindi siamo in odor di successo, espansioni, premi e fama, e quindi vi parlo di un gemelli che sta affrontando con la sua Partenope, ovvero un film dedicato alla sirena di Napoli che dà il nome a Napoli stessa. Ecco che Paolo Sorrentino è in lista per aggiudicarsi un premio al Festival del Cinema. Allora, cosa dicono le stelle per questo accadimento? Sta per arrivare Giove, quindi sicuramente il suo film sarà un trionfo zodiacale. Ma non solo, c'è anche la signora Rainieri tra i protagonisti di questo film, e lei invece è del segno del Sagittario. Giove è
è proprio il pianeta del Sagittario ed essendo opposto, l'attrazione ed opposizione tra i due pianeti creerà un trionfo per entrambi, quindi in bocca al lupo alla signora Ranieri e al signor Sorrentino. Vi raccontavo appunto che oggi i segni di fuoco, Leone, Ariete e Sagittario, sono in auge e proprio per questo avranno tutto il calore solare di chi riuscirà a trasformare le cose. La loro presenza oggi sarà preziosa, motrice e assolutamente assertiva. Cosa fanno gli Aria? Con un Gemelli così in allegro andante, anche la Bilancia e l'Acquario godono di tutte le proprietà benefiche di un Sole rinvigorente, ma anche di un Giove che si fa sentire e sta per arrivare. Vi ricordo che dal giorno 25 Giove sarà in Gemelli e quindi sarà l'epoca dei Gemelli e dei segni d'aria. Cosa fanno gli Acqua e Terra? I Terra si sentono un po' tagliati fuori, soprattutto il Toro, perché deve ancora aggiustare e sistemare alcune cose che gli sfuggono un po' di mano. La Vergine che pensa sempre di faticare sulle cose quando invece basta una comunicazione più semplice e rilassata. I Capricorno, l'ho detto più di una volta, distanti in gradi quanto basta dai pianeti antipatici, assolutamente salutati in maniera felice da quelli simpatici, quindi benissimo per i Capricorno. Cancro, Scorpione e Acquario oggi godono invece della Luna, i Cancro un po' più impacciati, i Pesci assolutamente più possibilisti e molto in tono con tutto l'ambiente circostante, gli Scorpione stanno macchinando qualcosa come al solito e stanno costruendo in una direzione un po' più segreta come a loro si confà. E detto questo, con i miei fiori e il mio caffè vi auguro una buona giornata. Buongiorno Sicilia. Buongiorno, grazie. Allora Emanuela, torno da te ai quotidiani con qualche piccola notizia che troviamo. Sì, ti parlo, visto che oggi abbiamo parlato tanto di Sicilia, sicilianità, insomma, chi meglio di lui, Fiorello, rappresenta la nostra terra, perché Fiorello ha ricevuto il sigillo di Ateneo all'Università di Urbino, quindi siamo sulla pagina della Sicilia, Fiorello all'Università con lode, applauditissima dagli studenti la Lectio Magistralis intitolata La mia vita, la mia carriera, lo stesso grande spettacolo. E appunto, dicevamo, ha ricevuto dalle mani del rettore Giorgio Calcagnini il sigillo di Ateneo, quindi uno spettacolo insomma durante questo momento all'università, ovviamente grazie a Fiorello. Bene, allora torniamo indietro nel tempo. 22 maggio del 1937 comincia la costruzione a Roma del quartiere Eur 42, la cui conclusione è prevista in occasione del ventennale della marcia su Roma per poter ospitare l'Expo 1942, evento che però non avrà luogo per via dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. 2 anni dopo, il 22 maggio 1939, con la firma del patto d'acciaio viene stretta un'alleanza tra Italia e Germania, è un'alleanza unica nel suo genere. L'obbligo di intervenire nelle operazioni belliche comporterà infatti la definitiva soppressione dell'autonomia italiana circa la propria politica estera. E il 22 maggio 1960 il sud del Cile viene sconvolto dal più forte terremoto mai registrato di magnitudo 9.5. Qui vediamo appunto alcune immagini, che uccide più di 5.000 persone. L'intensità è così alta che viene avvertito in varie parti del pianeta, producendo degli tsunami con onde alte fino a 25 metri. 20 anni dopo, il 22 maggio del 1980, esce in Giappone, eccola qui, vi ricorderete certamente, i più grandi chiaramente, il videogioco Pac-Man. Il gioco acquisterà molto presto una grande popolarità in tutto il mondo e verranno pubblicate versioni per tutte le console e computer. Il 22 maggio 2003 nel Texas Annika Sorenstam è la prima donna a giocare a 58 anni di storia ad un evento del più famoso campionato di golf al mondo, il PGA Tour. Annika diviene la prima campionessa femminile di golf del pianeta. E giornata di primati, il 22 maggio 2010 Jordan Romero a soli 13 anni scala il monte Everest, diventando così il più giovane scalatore della più alta vetta del mondo. Successivamente sulla sua impresa uscirà anche un libro. Sempre 22 maggio ma del 2012 in Giappone, a Tokyo, viene inaugurata la Skytree. Con i suoi 634 metri di altezza viene ufficialmente riconosciuta dal Guinness dei primati come la più alta torre del mondo.
e il 22 maggio del 1979 nasce a Nicosia, vedete la foto, il rapper Fabio Bartolo Rizzo, alias Marrakesh. Nato in Sicilia, si trasferisce con la famiglia a Milano, da bambino comincia a fare rap, a fine anni 90 il suo nome d'arte si rifà al nomignolo Marrakesh, insomma, ma questo che gli veniva dato quando era bambino dai suoi coetanei per via della sua carnagione. È tra i rapper del momento, 45 anni, all'attivo 7 album, pensa già. Oggi ascoltiamo la canzone Bravi a cadere, che è stata pubblicata nel 2019 come primo estratto dal quinto album Persona. Ci salutiamo qui, grazie per essere stati con noi a Buongiorno Sicilia, grazie Emanuela. Grazie a te Angelo, a domani. E a domani mattina, come sempre, ci ritroviamo per un'altra puntata con rassegna stampa, notizie e anche con tanti ospiti. Infatti.